Euroregione.news. Staffetta Telethon di Udine centra nuovo record. La staffetta 24 per un'ora Telethon Udine segna un nuovo record di partecipazioni. A meno di una settimana dall'apertura delle iscrizioni sono già state superate le 780 squadre al via per la 26esima edizione, in programma dalle ore 15 di sabato 30 novembre alla stessa ora di domenica 1 dicembre. Numeri da capogiro che testimoniano la volontà di essere presenti al grande abbraccio solidale friulano, con il suo fulcro che, come da tradizione, sarà in piazza Primo Maggio, dove sarà accolto il colorato villaggio Telethon. Ci sarà ancora una finestra per partecipare iscrivendosi online sul sito teletonudine.it, dove si potrà consultare il regolamento e trovare tutte le informazioni utili anche per l'ospitalità. La prima novità del 2024 riguarda il nuovo percorso omologato da FIASP APS di Udine, che scatterà da piazza Primo Maggio per un totale di poco meno di 2 chilometri. Non cambia invece l'obiettivo della manifestazione: promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon. Quella di Udine è da tempo la manifestazione più importante nel panorama della maratona Telethon nazionale. Dal 2015, grazie alla solidarietà di tantissime persone, la staffetta ha raccolto e devoluto interamente alla Fondazione Telethon oltre 1,8 milioni di euro. Nel 2023 al via c'erano 690 squadre per un totale di oltre 18.000 persone, contando anche 1.600 studenti iscritti alla staffetta giovani e i 230 militari di varie nazionalità che hanno dato vita a una speciale manifestazione in contemporanea in Kosovo. 188.000 euro sono stati raccolti l'anno scorso. I numeri e tutte le novità dell'edizione 2024 sono stati presentati in conferenza stampa in Sala Iace a Udine, alla presenza del testimonial Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto. Nonostante la giovane età, il suo palmarès è già ricchissimo. Oltre ai successi paralimpici, è stato 10 volte campione del mondo e 10 volte campione europeo. Dal 2019 fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. Alla presentazione hanno preso parte il presidente del comitato udinese Marco De Ecker, il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, il direttore territoriale nord-est di BNL BNP Paribas Cosmo Lenti e il presidente della FIASP Udine Umberto Brini. Il capoluogo friulano detiene da tempo il primato delle donazioni, come ha ricordato con orgoglio Marco De Ecker, presidente del comitato organizzatore. Sport in questo caso inseguendo dei valori molto importanti che vanno al di là della competizione. È proprio così, in effetti è in questo senso questa manifestazione è proprio l'unione dei valori diciamo con lo sport, ma non lo sport in senso limitativo, lo sport come elemento di aggregazione. Vediamo correre sullo stesso percorso atleti a livello internazionale con performance incredibili e la casalinga o l'anziana che vuole esserci partecipare. È sport sia per chi viene per vincere e altrettanto per chi viene per partecipare. Perché la partecipazione vuol dire condividere un obiettivo che è quello di aiutare la ricerca delle malattie rare, che purtroppo è la cenerentola delle ricerche perché non trova il motore del business. Quindi questa iniziativa con lo sport, la partecipazione è assolutamente un elemento di valore positivo e consente di aggiungere allo sport solidarietà, socialità. Non è lo sport dove uno lo fa per portare a casa del denaro, qui si fa sport per donare del denaro, quindi è proprio il processo opposto. Abbiamo avuto quando abbiamo aperto le iscrizioni è stato incredibile, c'è stata una sorta di click day, erano tutti lì con il dito sul mouse per poter prendere un posto, prendere lo spazio, come succede quando ci sono delle provvidenze, delle agevolazioni, no? Dove c'è un ordine di priorità in funzione del tempo in cui uno si riesce a inserire. Qui abbiamo esattamente l'opposto, è la corsa, il click day, alla corsa di esserci per donare, quindi credo veramente sia una cosa di grande valore che dà onore alla nostra regione, che è veramente fatta di gente che c'è in queste situazioni.
Anche quest'anno ha annunciato Mauro Bordin, portando i saluti della massima assemblea legislativa. Il Consiglio regionale parteciperà con una propria squadra alla staffetta del 30 novembre e 1 dicembre, una compagine della quale farà parte lo stesso presidente. Rispondendo indirettamente al vice sindaco di Udine Venanzi, che aveva lamentato l'insufficienza degli investimenti in ricerca a livello nazionale, Bordin ha osservato che certamente bisogna fare di più, pur ricordando che in questo settore i progetti sono mondiali e spesso sostenuti dai privati. Ad aprire il weekend solidale sarà, come da tradizione, la staffetta giovani, l'evento riservato alle scuole di ogni ordine e grado, che scatterà a partire dalle ore 9 di sabato 30 novembre lungo il percorso dedicato nel centro storico, con partenza e arrivo in Piazza Libertà. Dopo il grande successo della passata edizione, con una cinquantina di squadre e centinaia di singoli corridori, è stata confermata anche la possibilità di partecipare tramite app. Le squadre e i singoli corridori quindi potranno iscriversi sul sito e scaricare l'applicazione dedicata per prendere parte a Telethon Udine anche lontano dal Friuli. In questo caso sarà possibile disputare la propria frazione dal 22 novembre al 1 dicembre. Pronti ai blocchi di partenza anche i partner sostenitori di Telethon. BNL BNP Paribas, da 33 anni partner di Fondazione Telethon e da sempre al fianco della maratona nazionale. In questo arco di tempo l'istituto di credito è riuscito a raccogliere 336 milioni di euro per la Fondazione Telethon, come ricordato il direttore Lenti, finanziando in questo modo più di 3.000 progetti di ricerca. Importante poi la collaborazione con la Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, la FIASP Udine. Un grazie speciale a Interlaced, da anni partner tecnologico della staffetta, che garantisce il corretto funzionamento del sito e delle iscrizioni. Al fianco del comitato udinese Staffette Telethon poi non mancheranno i media partner Radio Company e Media 24 TV.